Sos agentes desi squadra mobile desa questura de Casteddu han arrestau chiesu de che 9 de Sant'Ugabine a Crompiu un cittadino nigeriano de 31 annos che in un canto e ampulla de Bridu a pacutrettu desa Basilica de Bonaria. Allu succurre resuma la sortau esti stasu cante de che 8 che la piccava su pronto soccorso voi sorduttore le dà una prognosi de 30 diese. Su veridore stu un cittadino nigeriano de 37 anni Bagamundo e sta accusato de tentau omicidio. Desarresto da favedà custu manzano i sintiri di una conferenza prosimprenta fatta in questura su dirigente desi squadra mobile de Casteddu Roberto Pittito. Sas indagines cominciata da retta a pustir de su fatto si sono incarreradas a maniera precisa de direttu sia ta prosa testimonianza desa vittima sia ta procussa desordisti monzoso e desarmazziner desa videosorveglianza. A postisi de aer identificau su veridore ana cominciau a lucircare sappa ad una nacattau cobaindo una domo dese largius a postisi desar formalidades de legge che l'han aiuto a su carcere de Utta. Sos pastores crasan a essere in Casteddu in occasione desa visita desa ministra desas politicas agricolas Teresa Bellanova, che ha addobbiare sos rappresentantes desa regione, desos associos agricolos e desos industriales, desas agenzias regionales. Sa ministra est sa prima volta che picca tappare chi in s'avvertenzia a latte vinzas su mese de agosto di fattisi la mandata dennantisi Gianmarco Centinaio che vivi prima de issa e che ha piccau in pinno supra sudinare sos interventos strutturales pro arribare a un sistema capace de parare fronte a sa crisi proneche desa produzione de supraprusu e desas esportazioni che condizionano su prezzo de su latte. Procussus un movimento spontaneo de sos pastores e chi attaviaus a proteste in Giannario a pedius a mobilitazione in occasione des'addobbio de crasi in Casteddu. A sa ministra Bellanova, sos pastores e li che impedire de l'irdare contos o desos resultaur desar mesar fattas in custor meses in Roma, in Casteddu e in Tattari, ube carchi passo a innantisi la navato magari non si vie savine di un'avvertenzia complessa, ube su pru desar vorta sos interessos o de chi è beste e in mesu non torrana. Dunque un movimento spontaneo de sos pastores e pediti a su governo di arribare a definire un'avvertenza che pertocca a tre chimizza aziendas e chieste de importumano pros economia desa Sardigna ma peri pro una parte manna desa sociedade, commente a mostrausa mobilitazione popolare vide in principio e anno. Custu manzanu, sos studentes de su liceo de scienzias umanas e liceo musicale Bustiano Usatta de Nugoro han addobbiau a Egidia Beretta, sa mamma de Vittorio Arrigoni, s'attivista pro sos diritos umanos, giornalista e scrittore, mortu in Gaza su 14 di aprile de su 2011. E si sta un momentu commovente, prezioso pro sos studentes pro lis trasmittere sos valores desa solidariedade e de umanidade in sos scales Vic Utopia, custus un numene che in su cale Arrigoni scriviata ata sempre screttiu, finzas assurtimada. S'addobbiu ammaniau da esa dirigenzia de su liceo Usatta in collaborazione con Sampi, rappresentau da su presidente provinciale Graziano Pintori, este in s'ambitu de su progetto La mia scuola per la pace, che ha tasa punna ad educare sos studentes a sa solidariedade e a s'amparo e a sa difesa de sos diritos umanos. Novidades in operazione antidroga fatta in agosto de sos agentes de squadra mobile desa questura de Nugoro, che in sartu di Uliana, in località de Gulleia, ian cassau e sequestrau un campo de marijuana che in Battoschento 61 vundos e arrestau 2 persones, uno pizzocco de 30 anni di Uliana, Francesco Pisano, uno invece immigrau senegalesu de 36 annos chi tentavata su campo. Sas indagini mandadas da innantis in custor meses hanno permitto a sos agentes de seiare a terar 2 persones che vini in intro desa attividade illegale interessata al su provvedimento cautelare desobrico de dimora. Sono Salvatore Saggia, 49 anni de Vonne, e sosulianesos Andrea Occhipinti Antonello Acquar de 29 anni, Raffaele Ballore de 26 anni. Desoperazione Green, da faveddao in una conferenza prosimprenta su dirigente desi squadra mobile Silvio Esposito e duoso sospuntos importante sottolineaoso. Prosa prima volta in Nugora hanno fatto un sequestro ritardao di uno campo de marijuana
e grazie a sa collaborazione dei immigrati posti in mesu che si inganno hanno potuto comprendere come è vita organizzata l'attività criminale. Sas indagini fin cominciadas in Natale dell'anno passato quando hanno accattato un campo oramai abbandonato, posto sutta sorveglianza in Beranus a Greffa ha deciso di tornare a prantare e in agosto sos agentes hanno deciso di intervenire arrestando immigrati Francesco Pisano chi li vi battinde su recatto. Promedio de intercettazioni telefoniche e ambientali sul militare hanno cassato a terror battoro e oggi li hanno notificato sos provvedimentos cautelares. Una mesa in su ministero per aiutare esos pastores e sa viliera puru este su chi ha tapedio a sa ministra desas politicas agricolas a Teresa Bellanova su presidente desa regione Solinas che l'ha addobbiata a custo manzano in Villa Devoto. Sa ministra piccao parte a una mesa provava a dare desavvertenze a latte presente assessora regionale a agricoltura Gabriella Murgia, sas organizzazioni de categorie e so rappresentante desos pastores e desos industriales. A Murfa vedau desas politicas agricolas e de comente Ministero e Regione podene collaborare, annau su presidente Solinas. Su tema principale è stesa questione dei latte, chi toccata dei sorbere impresse, facendo una mese in su Ministero pro sustennere esa filiera e garantire a sos pastore nostro su un prezzo giusto pro su traballo issoro, apretando pure una regolamentazione desofferta de su caso berbechino romano pro no aes produzione de su praprusu. S'obiettivo nostro pro como este de dare risposta all'estras a su mundu desa campagna che sti settande de tempur meda interventos concretos pro tornare a ponere in moto un settore de importumano pros economia nostra a ta concrui Usolinas. Sa ministra Bellanova ha sottolineato chi oglie di piana scurtare e ragionare e a postisi dare su contributi soro. Come amus a discutere chi sono rappresentanti desos pastores e su prasas quistiones abarradas in suspesu pro dare rispostas, cominciando da esos contrattor de viliera, pro sos caler berzai su decreto pronto, bisogno de che milioni di euro a sa ministra, destinaus pro cussu e 14 milioni pro comporare esos produttor de su casu berbechino destinaus a sos chindana bisonzu e pro cussu puru su decreto est a sesame desa corte de esos contos. De Dolianova. A Mereuli contesta nasureato in concorso de turbativa de asta in merito a subbando desa gestione de su ricovero de ortacesus, modificao a secur desa richiesta de dessi, mudando su tanto de sos educadores e dai bindi cassese pro impreare os chi li vacchiani spendes pro spaccu. In prusu, in concorso che in su cusizzeri contini, Mereu ha promovius a costituzione de un gruppo temporaneo de impresas a chinsa cooperativa de sì pro aere sos requisioso pro vinche subbando. Un'altra contestazione per tocca su reato de peculao pro impreu personale de sormezzos o de propriedade de su comune de Ortacesus dai su 2006 a su 2018 e s'impreu de una macchina de unione de sos comune de sa 300 pro andare a Salighera pro cosas personales sequestrata dai sos carabinieri scaviti senza assicurazione. Unisse per chi muda sa vita, sa tua e sa esos atteros. Che in questa paragolas su servizio civile universale da medas annos chi recluta pizzinnos e pizzinnas da deche 8 a 20 chimbannos. Su nissos chi seperan a maniera volontaria de dedicare una paia meses de sa vida e sora a progettos de PAC de integrazione a fainas pro sa comunidade e pro su territori soro. Proprio dai servizio civile universale andava a vedere questo manzano in Nugor in Eurotel a sosi studenti desa scolar superiore nugoresas. Un manzano dedicato a presentare esperienze a chi in testimonianzias mescamente de chi è lata zai vattu. A sa dove interveni a Vinzas Antonia Cuccu, direttore del servizio inclusione lavorativa dell'assessora regionale de Traballu, che ha tammentaus importanza prosor giovanos o devacher un'esperienza formativa in amministrazione pubblicas chi serviti a livello umano e professionale.
Sos agentes dei squadra mobile de Casteddu hanno arrestato un uomo de 60 anni che s'accusa di abuso sessuale contro un pizzineddu. Sas indagini della polizia sono cominciate in pessu rizivi a sappa ad una zinzalazione dai suoi servizi che battor di emergenza infanzia pro violenza sessuale fatta da un cittadino casteddaio a su cale sor genitores e la savana sorfizzoso cai sorfini impinnaoso i su traballo. Sos agentes hanno avvisato a procura della Repubblica de Casteddu che ha disposto diretto de computare esomine accusato di abuso a sor minorese. S'attività investigativa permette di averguare chi l'uni sono genitore che l'aiuta un pizzino a s'appartamento. Sos agentes appostaoso sull'intervennio spacco prima che esomine sereta curziao a su pizzino arrestandolo. A postir desar formalità de legge che l'hanno aiuto a su carcere de utta a disponimento des autorità de giudiziaria, sas indagini desi squadra mobile comman a sicchire per scoprire si bisunu attero spizzino vittima de somine. Sos centros antiviolenza e sardomor di accoglienza sono presidior de Portumannu pro azzudare sar feminas e sorfizzos o vittimar de violenza, ma sono importante speri pro informare sor cittadinos e pro vravicare retter di assistenza. In Sardegna sor centros antiviolenza sono 8, mentre sas strutturas di accoglienza a indirizzo segreto sono chimbe. Custos presidios operano in su territorio e tra poco hanno podere aere azzudos economico novoso. Sa giunta regionale sarda, a secur desa proposta des assessore regionale a sa sanidade e a sas politicas sociales e Mario Nieddu, at approvosa programmazione de sos contributos pros organizzazione su funzionamento de sos centros antiviolenza e de sardomor di accoglienza de sa Sardigna. €1.000.000 dunque at arribare da sa regione, battos i chimbicentor 45.000 euros da su Fondo Nazionale chi pertoccata sas politicas supra sor dirittos e sas opportunidades pariviles. In Italia, natas assessore Nieddu, cada die prude chentu feminas andano a sor centros antiviolenza belle de 3 da Esechi a 70 anni a subì una carchivorma di abuso fisico o sessuale. Su prudes arvorta sar violenza capitano in ambito familiare e procusser difficile all'ar denunziare. Come regione amus su dovere istituzionale e morale di azzudare e sostennere totus ar feminas a chi s'accattano in questa condizione. Su €1.000.000 regionale a andare a sos istitutos istoricos o naschios che in salezze regionale de su 2007, 70.000 a sardomor di accoglienza e 300.000 a sor centros antiviolenza. Dare un azzudu concreto a s'assozio de Nugoro l'isola che non c'è, chi traballata che in sospizzinnosi specialese, permettendili de crescere esas attividades sociales chi de commissusan a poter essere azzudadas a chi in istrumentos tecnologicos donaoso da assozio de Nugoro robi nel cuore, assozio una schiu promentari a Roberto Dore, su giocatore de Vubbalu morto 2 anni fa che prime su tempus. Sa cerimonia pro consegnare sus istrumentos informaticos la navata l'unisi in sex me de Nugoro, presentese Giacomo Dore, babbu de Roberto e presidente des assozio, sor dirigentese e sospizinnor dell'isola che c'è, chi sa presidente, Marica Scalas. S'assozio robbi nel cuore pro dare una mano de azzuda sas attivitades sociales dell'isola che non c'è, attimpreaus or fundo scullius in Capidanni in occasione de sue duor memorial de Vubbalu giovanile, promoviu parisi chi sa sociedade puri e forti dedicau a Roberto e fattu in sos campos de calcio de sa solidae. 27 milioni di euro in sos ultimos 2 meses, che in una crescita de belle su chimbanta prochentu rispetto a sordatos de su 2018 e de più de su doppio rispetto a su 2017. Questo sono numeri che pertoccano a sa vendita de sos produttor manifatturieros de sa Sardigna in Cina. 7 de custos 27 milioni di euro venini de sas impresas minores. Sordatos los at abocaus a pizzu s'osservatorio pro sas impresas minores de Confartigianao Impresa Sardigna, che at analizzaus esportazioni
esportazione dei prodotti in Cina da esamidade de su 2018 a samidade de su 2019. In Sakirka no intrano asordatos chi pertoccano as imprese de raffinazione de su petrolio che hanno avuto una crescita de vendidas da 2 milioni de su 2017 a sorde che 9 des anno passato. Sos prodotti plus esportados in Cina sono fattos de linna e de vorticu, sicchini cussos in pazza e de iscraresia, cussor de metallus os alimentares e os allestimentos de mezzo de trasporto. Sa provincia di Nuoro però a dispetto des andamento profettoso des industria manifatturiere in Cina este una des as ultimas a des 27 milioni de euro in tottu pezzi battoschentos e 9 mizza euro arribano dai suoi Nuoro e questo numero so de pemponere a meledare ca bagalumeda de vacchere prova che sconnoschera su mercato esteru sa cosas bellas e bonas de su territorio nostro. Erisi in Nuoro, in sa parrocchia Beata Maria Gabriella, e na chiesa prima comunidade Laudato Si, fundata in Sardegna, e est in intro desa cooperativa Ut Unum Sint, chi de meda traballa attacchi in su mondo desa detenzione, facende addobbios e attividade ligadas a un impinno de giustizia chi dato una mano de azudu, parisa familiare, vittimas e comunidades. Come Ut Unum Sint ha deciso de vachere unu passennantis e ponne sparis custa giustizia de azudu, chi in sa cure sa responsabilità de pros ambiente. Sas comunidades e Laudato Si sono ispiradas a sos indittor des enciclica de Papa Franciscu supra sa cura des adommo comune e compartin i principios e valores che si resumen in 7 articulos: libertade, uguaglianza, democraticidade, cooperazione, onestade, responsabilidade e impinnu a gratis. Volontariau. Prima de cominciare su convegno in pratta de Cresia, Don Borrozzu, parraco desa Biada Santa Maria Gabriella e presidente de Ut Unum Sint, che in battor ospiter desa comunidade hanno apprantato duos zastros. A sa presentazione de Laudato Si hanno partecipato professor Francesco Nuvoli desa Facoltà de Scienze Forestales e Ambientales e des Universidade de Tattari, Alessandro Serra, direttore desa Coldiretti provinciale de Nugorio Zastra e Salvatore Urru, presidente provinciale desa Sacli. Don Borrozzu ha sottolineato che sas comunidades compartin un codice etico-estetico e si proponene comente medio per un'educazione e spiritualidade ecologica vera conforma a s'enciclica de su Papa. Custu manzano in Nuoro in sa sede de Sareus hanno inaugurato su corso de formazione de sa figura professionale de su dottore de emergenza territoriale, che si integra in sorduttore de pronto su corso e fa che attividade de su corso in sormezzor mobiles. Sono 60 sorduttore de tutta sa Sardegna che hanno facchere su corso che este de 320 oras e a durare 4 meses, che in lezione frontales e in aula esercitazione praticas e tirocinios o in sasi strutturas sanitarias des ATS. Acabau su curso an andare a fortiare su servizio de intervento emergenza in sas ambulanzias de su Chente de che 8. S'importanzia de su curso chi vi è parisi regione ATS e Areus l'hanno sottolineata Giorgio Lenzotti, direttore generale des Areus, e Pietro De Logu, direttore sanitario des Areus, e peri direttore de su curso prosor dottores de emergenza territoriale. A sa presentazione hanno partecipato scursistas che hanno superato una selezione e chi venini da esperienzias professionales o formativas diversas, ma bivini peri uno scantos dottore zovanos. In prusu bivini Domenico Gallus, presidente della Commissione Sanidade de su Cussizzu regionale, sos commissarios Daniele Cocche e Gianfranco Ganao, su Cussizzeri regionale Pierluigi Isaio e sor dirigentes des Areus e des ASL de Nuoro. Sorduttores de emergenza territoriale hanno a crescere sa presenza des Areus in su territorio, mescamente in cusso locos che sono in nedda dai sos ospidales e hanno a integrare a fortiare su servizio de elisu cursu chi operata 24 oras in tottu sa Sardegna.
Sos agenti desi squadra mobile desa questura de Casteddu hanno fatto un'altra operazione antidroga in sus istitutos scolasticos. L'unisi 28 sos militares hanno arrestato un pizzino de 6 annos che in intro desistituto professionale de Rugaba in Sizza vendia droga a sos cumpanzos. A pustisi di un servizio di appostamento, sos agentes hanno potuto averguare chi s'ora desa ricreazione medas studentes s'accurziavano a su giovanu. Cando abidu sos polizzottos, issu a chircao de chimbolare carchi cosa, ma l'hanno firmau e perquisio a catandeli 4 grammor de marijuana in salmudandas, che l'hanno sequestrau puru 231 euros vorzi su balanzu desa vendita desa droga e hanno recuperau sos agentes e ateror 4 grammor de marijuana e 11 de hashish chi su giovano aia chircau de chimbolare, si studente como este in su centru de prima accoglienzia de Quartucciu arrestau. Sabba de custas oras hanno affirmau andali beni de so nugoresos assai manca a Campusantu proponnere sorfrores in sallosar de chi e non s'accatta prusu. Crasa prosa cresia cattolica est sa liturgia de sos santos, mentre sappadu ana esse scommemoraos sor mortos. Sa commemorazione de sor mortos a barra viva de seculos e seculos e a dispettu de su mudamentu de sa sociedade nostra no ha perdiu su sentidu suo profungudu. Pro visitare sor mortos caros torrana a Nugoro per isos chi chesunu vora pro traballo e studiu e colana custardiesi in famiglia pro andare parisi a Campusantu. Crasa san ammentare vinzasa sor mortos in totus ar guerras e sor militares des ar forzas armadas e dessordine chi si sunu sacrificaos pro su bene desa comunidade. Su Piscamu de Nugoro Monsignor Antonello Mura a tannarre sa missa in su sacrario militare desa manca. Un commissariamento da Esucussizio Nazionale de Saias contra sa sezione de sa Sardegna pro avviare un mudamento in sa gestione, pro aere plus trasparenza e annoare sa viduzia de sos traballadores e de sos pazientes e in sas persones chi gestini un ente ego importante. Questo su messaggio che su deputato Alberto Manca de su Movimento 5 Stelle ha inviato pro medio di una lettera a Salvatore Nicitra, presidente nazionale AIAS. Desa crisi nighedda de sa sezione sarda de sa sozi de meda chi isor media andeva vedana difatti su stipendios de su personale sono in ritardo a borta al finzar de 2 meses un gruppo de dipendentes ha cominciato si sciopero de Sagane ha fatto una manifestazione indannantisi desassessorau regionale desa sanidade, una situazione che non torra in soschente 7 milioni de euro de fundos pubblicos chi Saias ha tarizivio in sus ultimos chimbannos. In considero de tutto custodinare sa commissione de inchiesta costituia asistiu colau de su Cussizio regionale pensata che carchi cosa non torret in su mancao pagamento de sus stipendios. Procussu su deputato Alberto Manca pedita su Cussizio nazionale de commissariare sa sezione de Casteddu de Saias commente este previdiu des articolo 21 des Statuto Nazionale des Assoziu. 25 milioni di euro pro annoare su parcu mezzos bezzu opaco adeguau a sor bisonzor de su mercau este su tanto posta a disponimento de su Ministero de sos Trasportos e de sas infrastrutturas a livello nazionale che in su obiettivo de comporare mezzos novos a metano, rimorchios, semirimorchios e cassar mobiles o pro rotamare mezzos oramai bezzos che non tanto massimo de 500.000 euro pro singula impresa, un'opportunidade duncasa peri prosar 1.700 impresa sardas. Sa direzione de Confartigianao impresa Sardegna è scontenta a prosor 25 miliones. A dispetto desa minimada desor fundo rispetto a sos annos passau si leghet in sa nota desassoziu, sas impresas han deppene approfittare di questa opportunità che è un passo importante cara a s'ammodernamento desar flottas. A sos interessaus ammentamus chi pro custu bandu toccata desi prenotare e inviare appustisi sor documento necessarios. Si
scadenzia pro presentare la domanda completa di documentazione este su 31 de marzo 2020. Finza su 2 de Natale 2019 sa dimanda si possono inviare pezzi in sa posta elettronica certificata e mentre se appusti sa richiesta possono arrivare pezzi promedio della piattaforma informatica che si può accattare in su sito del Ministero des Trasportos e des Infrastrutturas. Chinsa corona de Labru posta e su sacrario militare de su campusantu de Saimanca in Nugoro custumanzano an onoraus or mortor de tottus ar guerras, un appuntamento in s'ambito di su programma desar celebrazione sprosadie di unidade nazionale desar forzas armadas, chi rugete su battor de Sant'Andria sa die che in su 1918 che sta accabada sa prima guerra mondiale, sa guerra manna. Un picchetto de onore desa brigata Tattari, un interforzar desor rappresentante desar forzas armadas, a dess'ordine e desa polizia locale a saludaus as autoridades militares, civiles e religiosas desa cittade e desa provincia, che in su prefetto de Nugoro e su sindico in prima vila. Don Giovanni Maria Chessa, parracu de Santa Maria, annausa missa in suffragio desor mortos in guerra e desor rappresentanter desa forzar dess'ordine mortos in servizio, viviti peri una rappresentanzia de militares in congedo. Sa giunta regionale attisseperau Nugore su campusantu de Saimanca, uve stinterrau Mario Melis, politico sardista e primo presidente de su Partiu Sardu de Azione, promentare sos ex presidente de sa regione. Custu Manzano, su presidente in garriga, Cristian Solinas, ha posto una corona d'evrores in salosa de Mario Melis, chi stau presidente de sa regione in su 1982 e de su 1984 su 1989. Un picchetto de onore de su corpus forestale ha dato su benevegno a su presidente Solinas a Saimanca. Presidente est andau in corteo a salosa de famiglia de Melis, mortu prima die de Sant'Andria de su 2013 e inive ha posto una corona presente sor familiares des ex presidente sardista. Amusi seperau de vennere a Nugoro pro testimoniare chi sa regione vinzasi in occasione desa commemorazione de sos ex presidentes e sta curza sos territorios e mescamente a sarzonas internas, a cussor centros o chi hanno bisonzu de lirdare pruscara sas istituzioni. In prusa Nausolinas batta un uvattu personale che ligata sa figura mea cussa mai ermenticata de Mario Melis, su presidente de Tottus os Sardos, su presidente sardista. Deo apustisi de 30 chimbannos, essendo su sicundu rappresentante de su Pisdazza a diventare presidente de sa regione, ha popessau de torrare a piccare su vilu de Vuresi chi ligata sa politica sardista a sa figura e a sa esperienza sempre viva de Mario Melis. Sos carabinieri desa compagnia de Nugoro hanno fatto un servizio in sartu de Orgosolo, Vonne, Uliana e Mamuia da procurcare vundor de marijuana. In sartu de Orgosolo, sul militare di stazione de Savida hanno accattato un campo che imbatto schentor fundor de cannabis. Abbandonau a pustisi che scolau in perlustrazione elicottero de suedeche nucleos de carabinieri de Terranova. Sos carabinieri hanno sequestrato un impianto pro abbare atteru materiali impreau pro contipizzare sa droga. Sempre in Orgosolo a Pacu tretto da Savide in intro di un uvravico abbandonau hanno accattato 30 chilos de marijuana siccande, droga destinata su mercato nugoresu. In prusu sos carabinieri desi squadriglia de Pratobello e desi stazione de Vonne, in sartu de Savide hanno accattato duo scampor differente schimbelle novichentor fundor de cannabis. Una volta a vendia sa droga podia tavrutare prur de 300.000 euro, sor militares e cana sequestrau e isperdiu tottu.